La storia e le storie si intrecceranno giovedì 7 novembre alle ore 20:30 nella Baita degli Alpini in via Monte Pastello. Per lo spettacolo gratuito un scioppo e una bicicletta. Un racconto teatrale di e con Marco Pomari, accompagnato alla chitarra da Davide Florio, al violino da Cecilia Zanchitta, alle percussioni da Alessandro Romagnoli, con la voce di Piero Facci. Lo spettacolo si svolge in due filoni principali, uno che racconta la ritirata della Russia principalmente, l'altro invece racconta la storia di una donna coraggiosa che riesce a tirar fuori da un campo di smistamento, quello di Mantova, un suo parente, proprio il giorno prima che questo venga messo sul treno per essere portato in Germania. È un racconto che appunto si svolge in due filoni. Questi due filoni sono caratterizzati comunque da un sacco di aneddoti e un sacco di battute divertenti che non arrivano da me, ma arrivano proprio dal racconto di questa zia Mina e di questo alpino che poi è mio nonno, Cillo Pomari.